Festeggiata ad Agrigento la festa della liberazione il 25 aprile, cerimonia anche a Raffadali. Il candidato Alonge presenta la sua candidatura alla città. Oggi l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, i funerali alla Chiesa Madre di Favara alle ore 15:30. Secondo incontro con i produttori agricoli a Casa Barbadoro, l'evento organizzato dall'AIS, Associazione Sommelier di Agrigento e Caltanissetta. L'Agragas va ai playoff, la Castrum Favara vince a Paternò e resta in Serie D. L'Aragona Calcio promosso in eccellenza, Ecocrin a Licata per sostenere il primo campionato di moto d'acqua. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 27 aprile lunedì, festeggiata ad Agrigento la festa della liberazione il 25 aprile a Villa Bonfiglio alla presenza del prefetto Caccamo e dei rappresentanti dell'ANPI, il servizio. Onori a Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento. Rispetto interforze, pronto per la rassegna. Ottantunesimo anno della festa della liberazione ad Agrigento, partecipata sì, ma soprattutto vogliamo lanciare da Agrigento quei principi di pace, di libertà, che sono valori universali che dobbiamo difendere giornalmente. Quindi il nostro compito da parte di rappresentanti istituzionali, ma di tutta la società civile, è quello di rinnovare, soprattutto in questa occasione di partecipazione, proprio questi principi fondanti della nostra Costituzione. Lo voglio rimarcare proprio il giorno del 25 aprile, proprio perché stiamo vivendo un momento assai delicato a livello internazionale, a livello europeo e anche nel nostro territorio nazionale. Quindi ancora di più oggi partecipa Agrigento a questa giornata di condivisione e soprattutto rimarcando questi principi che sono assolutamente incontrovertibili e che non possiamo mai trascurare nelle nostre azioni quotidiane. Quindi Agrigento c'è con tutte le istituzioni e con la società civile. L'ANPI presente oggi a questo 81esimo anniversario della festa della liberazione. Agrigento c'è. Sì, l'ANPI di Agrigento certamente c'è, questo è un anno importante, una celebrazione importante, arriva dopo il referendum dove c'è stata una forte affermazione della Costituzione e una difesa della Costituzione da parte delle fasce giovanili della popolazione che sembravano lontane e che invece hanno dato un contributo fondamentale. Tra l'altro sono loro quelli su cui la democrazia deve puntare perché sono loro il futuro. I partigiani erano ragazzi, erano giovani della loro età, diciamo, avevano 17, 18 anni, 20 anni e hanno costruito le condizioni di un'Italia migliore. A questi giovani bisogna affidarsi per continuare ad andare avanti, di fermare il riflusso, di vincere lo smarrimento e di avere una politica democratica seria per il nostro Paese.
Anche Raffadali ha festeggiato la festa della liberazione. Il 25 aprile è la festa della liberazione d'Italia dal nazifascismo ed è la data più importante per la storia d'Italia, che poi ha portato alla nascita della nostra Repubblica democratica e antifascista. Alle nuove generazioni dobbiamo trasferire questo messaggio affinché, soprattutto in questo momento internazionale di guerre, di dolore, di morti, possano lavorare anche essi affinché tutto quello che è accaduto in passato non accada più, né in Italia né nell'Europa, che è un continente di pace, di accoglienza e di solidarietà, e nel resto del mondo. È il 25 aprile, la grande voglia di estate sulle spiagge agrigentine, il servizio di Margherita Trupiano. Clima tipicamente estivo nel giorno del 25 aprile, festa della liberazione, con migliaia di persone che hanno scelto il litorale agrigentino per trascorrere la giornata. Particolarmente affollata la spiaggia di Punta Grande, presa d'assalto da bagnanti e visitatori che hanno approfittato delle temperature elevate per concedersi la prima tintarella e per i più coraggiosi anche il primo bagno di stagione. Notevole affluenza anche alla Scala dei Turchi, tra le principali attrazioni della zona, dove numerosi turisti si sono soffermati per una passeggiata lungo la Falesia. Punta Grande è ormai una delle località iconiche del litorale agrigentino. Ovviamente la Scala dei Turchi è vicinissima, quindi la gente può sia venire per la Scala dei Turchi, fare una bella passeggiata e poi venirsi a gustare qualcosa di buono da mangiare, e sicuramente della buona musica, e l'estate riserverà grandi sorprese. A seguire, molti si sono intrattenuti nei locali della zona per un aperitivo accompagnato da musica dal vivo con vista sul mar Mediterraneo. Noi siamo molto contenti, insomma, di offrire questo nuovo concept, concerto, poi un po' di musichetta col DJ, ma niente di ossessivo, niente di compulsivo, soltanto voglia di stare insieme e soprattutto musica felice che dia la possibilità alle persone di cantare, di stare insieme senza spingere troppo. E prima si facevano eventi dance molto pesanti, house, techno, adesso invece si punta sull'avere un pubblico un po' più âgé, gente più grande, le famiglie, quindi la volontà di stare insieme senza, mettiamolo così, fare troppo casino. È
E non sono mancati infine gli appassionati di attività all'aria aperta. C'è chi ha scelto di praticare sport lungo la costa, approfittando della giornata per smaltire il tradizionale pranzo della festa. Io mi auguro che i telespettatori, ma non solo quelli, possano sempre essere liberi di essere se stessi, rispettando la libertà altrui e non dimenticando mai che quando la mia libertà comincia c'è sempre da considerare che c'è anche quella degli altri, quindi la mia finisce dove quella degli altri comincia. Passiamo alla politica. Dino Alongi ha presentato ieri alla stampa la sua candidatura ufficiale a primo cittadino di Agrigento in modo informale e senza i suoi big di partito. Alongi ha voluto incontrare anche la gente in un locale sul mare di San Leone. Dino Alongi ha presentato ieri alla stampa la sua candidatura ufficiale a primo cittadino di Agrigento in modo informale e senza i suoi big di partito. Alongi ha voluto incontrare la gente in un locale sul mare di San Leone. All'evento erano presenti anche tanti candidati al Consiglio Comunale della coalizione che lo sosterranno, che hanno così sfruttato l'occasione per farsi conoscere di più. Tra i punti salienti della conferenza stampa, Alongi ha dichiarato: quello che deve sembrare straordinario per Agrigento deve diventare ordinario, le strade, i giardini, la pulizia e le spiagge, il lungomare di San Leone, il potenziamento del porticciolo. Dobbiamo fare un patto con la città e non c'è niente di impossibile. Tra le cose importanti il recupero dei fondi europei, bisogna rivolgersi a un professionista che sarà pagato al momento in cui arriveranno i finanziamenti. Tra gli altri obiettivi anche quello del recupero del centro storico e dei quartieri della periferia, ribadendo ancora una volta la normalità che tutti vogliamo. È un momento speciale, particolarmente emozionante, oggi è una bella giornata, mi ritrovo qua insieme a tanti amici, è veramente un orgoglio, un piacere e un onore assumere questo impegno per la città di Agrigento. Agrigento siamo tutti noi, io sarò uno dei tanti, faremo squadra insieme e porteremo avanti i progetti per far risorgere questa città. Questo centrodestra spaccato non la preoccupa? Non mi preoccupa assolutamente, sono frizioni che in politica accadono, c'è sempre tempo per ricomporre, alla fine l'idea globale ci accomuna e quindi si troverà il modo poi per andare, partire e fare squadra tutti insieme. La priorità per Agrigento, La priorità per Agrigento è il mio mantra, il mio motto. La normalità, dobbiamo far diventare ad Agrigento ciò che sembra straordinario ordinario, quindi impattare immediatamente sulla viabilità, la condizione delle strade, la pulizia, la sicurezza e tante altre cose da fare. Il presidente della regione Schifani Anniscemi ha visitato gli alloggi di edilizia sociale e ha incontrato gli sfollati assegnatari delle stesse case. Sentiamo il presidente della regione. Stiamo facendo il massimo e anche più del massimo per dare risposte concrete ai cittadini. Quindi oggi ho voluto fare, non diciamo questo blitz, ma una visita in attesa per visitare questi alloggi, parlare con le famiglie che saranno assegnatarie di questi immobili. Stiamo facendo squadra, io vigilo quotidianamente su quello che avviene a Niscemi in termini di presenza dello Stato, della Regione, della Protezione Civile. A 90 giorni dalla disgrazia io credo si sia fatto molto, ma è stato fatto il nostro dovere, così come continueremo a farlo. Vi è una sinergia totale tra cittadinanza, amministrazione comunale, regione, governo nazionale, protezione civile. Stiamo dando prova di essere un paese, io parlo di paese, di un paese che sa reagire alle disgrazie e sa fare sistema. E questo mi riempie di gioia, trasmettere ai cittadini che sono stati colpiti da questa grande disgrazia la speranza della concretezza della soluzione dei problemi da parte di chi deve farlo, e cioè noi. Oggi a Monreale il corteo delle scuole a un anno dalla strage per affermare principi e valori di legalità. I colleghi di Palermo. Ci ritroviamo tutti qui al campo sportivo perché con l'associazione che io rappresento, Torneo dei Quartieri, e l'associazione MAS, abbiamo creato questo momento in memoria dei nostri tre ragazzi, Massimo, Andrea e Salvo. Tutte le scuole elementari di Monreale parteciperanno a questo corteo, accompagnati dai ragazzi del liceo Basile. Ci recheremo in piazza Guglielmo, dove ci sarà un momento di meditazione per diffondere anche un momento di pace e di serenità
tra i nostri giovani. E poi da lì ci muoveremo davanti al Bar 365, dove i bambini faranno un omaggio floreale, hanno realizzato dei fiori bianchi di carta con dei piccoli pensieri e che verranno lasciati lì nel posto dove l'anno scorso purtroppo hanno perso la vita i nostri 3 angeli. È un momento importante quello che stiamo vivendo stamattina, perché ricorderemo i nostri ragazzi, lo faremo coinvolgendo le scuole, che è la cosa più importante, perché trasferire alle nuove generazioni quanto è accaduto e quanto non dovrà più accadere è un processo che dobbiamo obbligatoriamente fare. Abbiamo il desiderio di vivere questa giornata con quella speranza che è necessaria per chi ha l'intendimento di cambiare le sorti non soltanto della nostra città, ma della nostra regione, di un'Italia che purtroppo sta vivendo dei periodi non troppo felici. Cos'è cambiato in quest'anno? C'è tanta amarezza, c'è tanto dolore, c'è tanta rabbia e questi sono sentimenti che difficilmente potranno essere allontanati dopo quanto accaduto. Però la speranza prende sempre più campo, il desiderio di vivere nuovamente la vita in un modo differente deve essere un faro guida per tutti. Questi ragazzi avevano già vissuto l'evento, perché sono ragazzi di classe quinta e quindi l'anno scorso hanno proprio vissuto l'evento della morte di Andrea, Massimo e Salvo, per cui per loro è stato quasi spontaneo manifestare le loro emozioni attraverso disegni, attraverso frasi, attraverso testi. Tutto ciò noi l'abbiamo chiaramente raccolto e abbiamo cercato di capire quali potevano essere le azioni per cercare di rassicurare e per far metabolizzare questo evento. Ecco, e cosa ne è venuto fuori? Sono venuti fuori dei disegni, sono venuti fuori dei cartelloni, ma soprattutto delle frasi, le frasi che i nostri ragazzi hanno scritto e che poi chiaramente abbiamo inviato per la partecipazione al premio in onore di Andrea, Massimo e Salvo, che oggi siamo qua a rappresentare. E oggi Favara si ferma per dare l'ultimo saluto al 25enne Gabriele Vaccaro. I funerali sono fissati per le ore 15:30 presso la Chiesa Madre. Il rito funebre sarà presieduto dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Accanto a lui i parroci della città. Saranno presenti il sindaco Antonio Palumbo, la presidente del Consiglio Comunale Mira Mignemi, gli assessori e i consiglieri comunali di Favara, e ancora le più alte cariche istituzionali e militari, con in testa il prefetto di Agrigento Caccamo, il sindaco di Pavia Michele Lissia, giunto per testimoniare il legame con la città in cui Gabriele viveva e lavorava, numerosi sindaci del territorio agrigentino e le massime autorità provinciali delle forze dell'ordine. Sarà previsto un afflusso di gran lunga superiore alla capienza della Chiesa Madre. Il Comune ha predisposto l'installazione di altoparlanti esterni per permettere a chi rimarrà in piazza di seguire integralmente la funzione. A Favara oggi è lutto cittadino, le bandiere saranno a mezz'asta e le attività sono invitate ad abbassare le saracinesche in segno di rispetto durante lo svolgimento dei funerali. Piazza De Vespri rimarrà interdetta alla sosta, mentre le pattuglie della Polizia Municipale presiederanno gli accessi al centro storico per regolare la circolazione pedonale e veicolare. Attraverso le parole dell'arciprete Donnino Gullì, la famiglia di Gabriele ha espresso un desiderio preciso: che da nessuno vengano scattate foto ed effettuate riprese video, compresi ovviamente gli organi di informazione all'interno della chiesa. Si è svolto a Casa Barbadoro il secondo appuntamento Storie da bere, incontri con i produttori, con l'azienda agricola caruana di Montallego che ha presentato i suoi vini. L'evento è stato organizzato dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier di Agrigento e Caltanissetta. Noi abbiamo seguito l'evento. Secondo appuntamento oggi per questo ciclo di degustazioni che l'AIS sta facendo qui a Casa Diodoros con i rappresentanti delle aziende agrigentine. Sì, è stata un'iniziativa della delegazione Agrigento Caltanissetta, ovviamente con il gruppo di coordinamento. Abbiamo deciso di invitare i produttori a raccontare le loro storie, quello che è stato il loro vissuto anche all'interno delle aziende e dei vigneti,
in modo da poter dare e raccontare le storie anche agli ospiti che saranno presenti in questa serie di appuntamenti. Serie di appuntamenti per quale motivo? Già il primo appuntamento l'abbiamo già fatto con l'azienda Lombardo, oggi saremo invece ci sposteremo in provincia di Agrigento, esattamente a Montallegro, con Calogero Caruana, filosofia ovviamente di vini artigianali. Questo nostro percorso proseguirà poi anche nel periodo di maggio con altre aziende, avremo anche un'azienda dell'Etna, l'azienda Patria, non andremo solo sul vino perché andremo anche a una serata, un evento dedicato al gin, saremo con Apenera, gin d'Aragona, e quindi lì non andremo sul vino ma andremo proprio su quello che è un distillato locale, e poi ci sarà anche una serata dedicata sulla birra con un piccolo microbirrificio che è Pitambir di Favara. In quel caso là faremo proprio la storia del produttore di birra, e in quel caso là assaggeremo le birre ovviamente del produttore, per poi chiudere con l'ultima serata con il 20 di giugno, dove avremo anche qui un'azienda che produce vini artigianali, e sarà diciamo quella di chiusura. In totale 6 appuntamenti. Secondo appuntamento oggi con l'azienda agricola Caruana. Sì, è un appuntamento che abbiamo voluto fortemente con il gruppo dei ragazzi della delegazione, perché volevamo proprio mettere un faro puntato su quelli che sono i produttori della realtà siciliana in generale. Calogero Caruana oggi ospite è una persona di grande cultura enologica, ha iniziato fuori dalla Sicilia con le proprie esperienze in Toscana e altri luoghi, poi è voluto ritornare e investire a Montallegro con questa piccola azienda che fa vini particolarissimi, espressivi proprio del territorio, e quindi penso che anche oggi sarà un altro grande appuntamento, dopo il primo in cui abbiamo avuto ospite Gianfranco Lombardo, che ha registrato il pienone anche in quell'appuntamento. È una sorta di salottino dove il produttore, in questo caso un produttore di vino locale, si mette a colloquiare con un nostro sommelier, Giusy Mauro oggi per l'esattezza, su quello che è un tema che appassiona tutti, che è il mondo del vino. Ci prepara al grande evento Sicilia in Bolle, ovviamente, Presidente. Certo, già siamo in piena fase preparativa, sveleremo a breve gli chef che cucineranno alla cena di gala. Le aziende partecipanti sono già in fermento, molte ci hanno fatto sapere assicurato della loro presenza, quindi tante novità che sveleremo a breve. Ricordiamo la data, Presidente. 11, 12, 13 luglio, sempre suddivisi tra Valle dei Templi e poi la serata finale al Madison a Real Monte. Allora, il progetto nasce nel fine 2017. Un po' nel valorizzare quello che è un po' la nostra tradizione di vino. Da sempre produttori, tutta quest'area diciamo dell'Agrigentino, però mai nel mio paese, io sono di Montallegro. L'azienda infatti è sul confine tra Montallegro e Siculiana. Il vino che presenterò oggi è il vino bianco, chiamato così proprio perché va a rappresentare il vino bianco che solitamente viene offerto, no, dalle famiglie contadine a tavola. È un'insolia in purezza che all'assaggio poi ti porta quei ricordi di quella tipologia di vino, un vino a 360 gradi, un vino bianco di struttura che si abbina più alle carni che al pesce. E quello era l'obiettivo, raccontare appunto la storia di questo areale siciliano. Oltre a questo vino ci sono altre 3 etichette, insieme al vino bianco c'è il vino rosso che appunto va a rappresentare i vini di tradizione, e i classici che sono Grillo e Cataratto, che non sono originari della nostra zona ma originari del Trapanese, che ormai si trovano un po' in tutta la Sicilia. La cosa principale è appunto la tipologia di agricoltura che si fa, un'agricoltura conservativa che guarda principalmente alla biodiversità e al mantenimento di un equilibrio ecologico. Diciamo che il vino poi è un prodotto che cerca di rispecchiare appunto questi principi.
A Palermo, presentata all'Osseri la campagna nazionale Providenzia di Italia su prevenzione e salute, siglato anche un accordo con l'ASP per modelli innovativi di medicina di precisione e riduzione del rischio oncologico. Da Palermo i colleghi. Da Palermo lanciamo una campagna nazionale molto importante, appunto la nostra campagna si chiama La prevenzione di precisione è per ciascuno. Questa giornata quindi vuole proprio celebrare l'esistenza di una grande rete italiana che proprio parte da qui, quindi costruita grazie al progetto PNRR Missione 2, componente 1-3, dalla ricerca appunto all'impresa, che ci ha consentito di costruire quindi questo grande partenariato, quindi questo grande network che oggi non è più soltanto un network, ma è una vera e propria infrastruttura distribuita in tutta Italia e ben coordinata. Il progetto nasce dentro l'Università di Studi di Palermo perché è la conclusione di fatto del PNRR dopo 3 anni di lavoro, con una partita che iniziò proprio con l'Università di Palermo insieme ad altre 16 università. Oggi siamo in una fase di trasformazione, la Fondazione più di 90 partner tra università, RCCS, aziende private, e ha creato un network su scala nazionale. Il network evidentemente mette insieme realtà sanitarie di eccellenza e noi abbiamo un obiettivo che diventa molto importante, di cambiare il paradigma di una salute non più per tutti, ma una salute per ciascuno. È un concetto molto importante, ogni patologia anche nell'ambito dello stesso soggetto cambia e questo è legato a situazioni genetiche, situazioni ambientali, situazioni anche di abitudini e usi, diciamo. Dove si parla di prevenzione non possiamo che esserci, l'azienda sanitaria territoriale ha proprio nella sua mission questi argomenti e questi temi e quindi ci sembrava giusto assolutamente dare un segnale importante, perché di fatto l'ASP poi è competente sull'intero territorio e si interfaccia poi con le strutture ospedaliere di quest'area metropolitana. È previsto così dalla legge 5 del 2009 della Regione Sicilia, che ha visto la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, quindi per noi era dovuto ovviamente una partecipazione, anche perché con la presenza dei consultori, con la presenza dei punti prelievi, con la presenza della decentralizzazione che abbiamo ovviamente in tutto il territorio, in tutti i 82 comuni, più ovviamente Lampedusa e Linosa, che benché sia territorialmente afferente alla provincia di Agrigento, ma dal punto di vista sanitario compete a questa azienda sanitaria, non potevamo che essere ovviamente sul tema. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo adesso allo sport con un'ampia panoramica degli avvenimenti della domenica di calcio curata dal collega Carmelo Lentini, tra cui delle interviste ai protagonisti della squadra del Real Favara, che con un perentorio 8-0 ha superato il malcapitato Real Terminese e si aggiudica così il campionato di terza categoria. Servizio. E iniziamo con la Serie D, vittoria salutare per il Castrum Favara che vincendo a Paternò ha ottenuto la salvezza matematica. Per il salto di categoria invece si complica il cammino per la Nissa che pareggiando a San Biase viene superata in vetta dal Savoia che spugna il campo dell'Athletic Palermo. In coda tutto da decidere per la composizione dei prossimi play-out. Per i play-off invece della promozione occorre attendere l'ultima giornata di campionato, anche se i giochi sembrano fatti per il salto in C per il Savoia che deve superare l'ultimo ostacolo in casa con la San Cataldese. Ai playoff sembrano destinati Nice, Regina Atletico Palermo e Jebson. In eccellenza Licata ritorna in Serie D dopo una stagione e con alcune settimane di anticipo, mentre il Camarat si classifica al secondo posto e accede negli spareggi playoff ed affronterà in casa il San Giorgio Piana. L'altro spareggio sarà tra Marsala e Partinica Audace. Per la parte bassa della classifica sarà spareggio play-out tra Bagheria e Cus Palermo e Parmonval Accademia Trapani, mentre retrocede in promozione la Folgore di Castelvetrano. Per quanto riguarda invece il cammino dell'Acregas, finisce senza vinti e vincitore il match di fine campionato con il Priolo. La compagine siracusana conclude con ben 7 punti di vantaggio il proprio cammino stagionale contro un Acregas molto concentrato alla prossima semifinale di Coppa Italia proprio
sempre contro il Priolo e ai prossimi playoff che lo vedrà impegnata in casa con il Pro Ragusa, 2 finestrelle, una delle quali dovrebbe consentire di approdare ugualmente al salto in eccellenza. La gara terminata in parità con un gol per parte porta la firma di Di Moro al 33esimo, mentre il pari del Priolo è stato segnato all'80esimo. Adesso si apre la parentesi dei playoff che vedrà impegnata l'Acregas in casa con il Pro Ragusa. Nell'altro playoff si confronteranno invece Gimnica Scordia e Santa Croce Soccer. In attesa della decisione della Procura federale in merito alla gara non omologata Alcamo-Casteltermini, l'Aragona del presidente Luigi Monreale è al momento promossa in eccellenza, avendo vinto fuori casa sul terreno del Folgatore. Per quanto riguarda le altre agrigentine, la Margheritese ha perso il confronto con l'Alcamo, mentre il Casteltermini, battendo il Salemi per 3-0, è salvo direttamente. Gemini sconfitto invece sul campo del Valderice. A questo punto vanno ai playoff Alcamo, Valderice, Oratorio Marineo e Gemini. E concludiamo con la terza categoria. Con un perentorio 8-0 il Real Favara di Gianluca Scuderi supera il malcapitato, il Real Castelterminese, e si aggiudica il campionato di terza categoria. La compagine favarese precede di 2 punti il Pro Ribera e di 16 punti l'Atletico Agrigento, che è terminato al terzo posto. Il Real Favara approda in seconda, mentre adesso si andranno a disputare i playoff promozione, che vedrà in astri di partenza i seguenti incontri: Pro Ribera Atletico Gattopardo e Atletico Agrigento Burgio. Per quanto riguarda questa categoria e questa partita in particolare del Real Favara, seguiamo queste interviste. Sì, è stato un campionato agguerrito, basta vedere la classifica, abbiamo dovuto fare poi 60 punti su 66 per portarla a casa, però qui c'è tanto merito del mister, dei ragazzi e della società, vincere non è mai facile, però è sempre bello. Un campionato quest'anno, devo dire, livellato abbastanza verso l'alto, con tante società pretendenti. Alla fine fortunatamente abbiamo spuntato noi e quindi non posso che fare complimenti, come dicevo prima, alla società, al mister e ai miei compagni che hanno dato veramente tutto e tanto in campo. Purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo poco da festeggiare, non abbiamo proprio nulla da festeggiare per via della vicenda di Gabriele, cui chiaramente dedichiamo questa vittoria, però c'è tanta rabbia, c'è tanta amarezza in questa situazione, perché comunque Gabriele, oltre ad essere un gran ragazzo, veramente era un ragazzo nostro, era uno di noi a tutti gli effetti, dentro e fuori dal campo, quindi questa cosa ci fa tanto male, però bisogna andare avanti e quindi noi cercheremo di onorarlo sempre nel migliore dei modi, comunque andremo in tutti i campi, portandolo sempre con noi e ricordandoci sempre il suo sorriso, la sua allegria e la persona che era, a cui eravamo veramente tanto legati, quindi ciao Gabri. Allora, è stato un campionato molto agguerrito, abbiamo disputato 22 partite, 20 vittorie, soltanto 2 sconfitte, però ci abbiamo messo tutto in campo e quindi diciamo che è stato più che altro meritato. Abbiamo trovato grandissime squadre come Pro Ribera, Gattopardo, Atletico Agrigento, attrezzate e tutto. Quindi diciamo che ce lo siamo meritati. Quindi poi purtroppo abbiamo da una settimana c'è stata questa notizia di Gabriele, quindi pensiero rivolto a lui, ai suoi familiari, era un nostro compagno, un nostro grandissimo amico, quindi dedichiamo la vittoria a lui. Un abbraccio. Sì, oggi abbiamo concluso questo campionato con la vittoria della nostra squadra. L'obiettivo della stagione, della società e dei ragazzi era questo fin da principio. Abbiamo fatto un grande campionato, combattuto con delle squadre ben attrezzate. Come abbiamo visto c'è del Ribera che ci ha inseguito fino alla fine, però i ragazzi sono stati bravi a non perdere il passo. Oggi però diciamo abbiamo poco da festeggiare,
purtroppo per la perdita del nostro caro amico Gabriele, a cui dedichiamo, e la società, tutti i ragazzi componenti della squadra dedicano la vittoria del campionato, perché non era solo un uomo, un ragazzo di sport, ma era un nostro caro amico, era un compagno di squadra che tutti conoscevamo, quindi diciamo non abbiamo niente da festeggiare, il nostro pensiero va a lui, alla famiglia, ci stringiamo a loro questa perdita tragica, quindi oggi dedichiamo, diciamo, la vittoria del campionato a lui e mandiamo un grande e caloroso abbraccio alla famiglia. Ciao. Termina con un pareggio 1-1 la partita contro il Priolo capolista e già promosso. La squadra va ora ai playoff e il suo prossimo avversario sarà il Pro Ragusa, che incontrerà domenica prossima ad Aragona alle ore 16:30. Le interviste. Finisce la stagione regolare, ma si riparte dai playoff e si riparte dal Pro Ragusa. Sì, è finita una stagione lunga dove abbiamo combattuto alla pari con una squadra forte che ha meritato di vincere il campionato, l'abbiamo detto più volte, a cui facciamo i complimenti, e da martedì si pensa ai playoff, dimenticando quello che è stato il percorso fatto in campionato contro di loro. Con che playoff si aspetta, mister? I playoff sono un terno all'otto, sono partite secche, non si deve pensare al doppio risultato, ma sicuramente noi ci arriveremo nelle migliori condizioni perché i ragazzi stanno bene, hanno grande voglia e vogliamo proseguire questo percorso perché per noi è importante e fondamentale. Ecco, la formula della Coppa si è giocata all'andata, il ritorno della semifinale si giocherà a fine maggio, nel mezzo ci sono i playoff, è una formula che funziona? Nelle regole noi possiamo fare ben poco, le dobbiamo solo accettare, sicuramente chi le ha fatte con un criterio, per cui ribadisco, a noi non interessa la Coppa, il campionato, i playoff, a noi interessa che domenica abbiamo una partita, uno scontro diretto, perché ora sono tutti spareggi che dobbiamo portare a casa e dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questo. Si chiude la stagione regolare, adesso testa ai playoff, si riparte con il Pro Ragusa. Che avversario è, Alfonso? Oggi abbiamo incontrato in campionato, sappiamo il valore dell'avversario, sappiamo che ora sono partite secche, quindi il margine d'errore è veramente minimo. Ora questa settimana ci prepareremo bene e con serenità andremo a affrontare questa partita. La facciamo in casa, quindi abbiamo un piccolo vantaggio e ci faremo trovare pronti. Ecco, facciamo anche un bilancio di questa stagione regolare. Che campionato è stato? Ma è stato un buon campionato, sicuramente si può fare sempre di meglio. Sicuramente in tanti si aspettavano che lo vincessimo, però bisogna dare atto a quelli che sono arrivati davanti a noi, che hanno fatto un percorso ancora più importante di quello nostro. Va bene così, ancora abbiamo delle possibilità per raggiungere l'obiettivo e sicuramente daremo il massimo per farlo. La squadra come sta? Sta bene? Come la vedi? Sì, la squadra sta bene, anzi dirò che secondo me nella seconda parte di stagione, Gione il ritorno ha acquisito maggiore consapevolezza dei propri mezzi, esprimendo anche un calcio migliore rispetto al girone di andata. Fisicamente stiamo bene, tranne qualche piccolo acciacco, però sono fiducioso. Tornando a questo campionato che si chiude, che va in archivio, è mancato qualcosa all'Acragas o sono stati più bravi gli altri? Ma sicuramente gli altri sono stati bravi a fare il percorso che hanno fatto, noi magari siamo stati meno bravi in alcune situazioni, però non mi sento di dire che siamo stati meno bravi degli altri, perché comunque secondo me abbiamo fatto anche noi un percorso importante, siamo andati avanti anche in Coppa, quindi avevamo 2 competizioni da portare avanti, per fortuna direi. Bisogna solo sapere che si può fare sempre meglio. Tu sarai costretto a saltare il ritorno di Coppa contro il Priolo, questo significa che intanto darai tutto già domenica nella partita di Coppa, di playoff. Ma noi daremo tutto, tutti,
per i playoff. Noi punteremo a vincerli, quindi già da domenica noi abbiamo solo testa ai playoff. Il ritorno di Coppa poi quando sarà non sarà un problema chi manco io o manca qualcun altro. I miei compagni sono tutti degli ottimi giocatori. Sicuramente chi giocherà a posto mio, chi giocherà darà l'anima per cercare di arrivare in finale. E la Castrum Favara vince a Paternò e rimane così in Serie D. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. La Castrum Favara espugna il campo di Paternò con un convincente 3-1 e conquista 3 punti pesantissimi che valgono la matematica salvezza. Protagonista del match Nacio Varela, autore di una doppietta dagli 11 metri, mentre la terza rete porta la firma di Tripicchio a segno su azione. I padroni di casa accorciano a loro volta su calcio di rigore, ma non basta per riaprire la partita. Un successo esterno fondamentale per i favaresi che grazie a questo risultato si assicurano la permanenza in Serie D. Anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero una sconfitta nell'ultima giornata contro l'Enna con il Ragusa che vince, la migliore differenza reti garantisce comunque la salvezza. La cronaca dell'incontro parla chiaramente favarese. Al quinto conquista una punizione al limite per fallo su Varela, Piazza calcia alto sopra la traversa, 2 minuti dopo un'altra occasione per gli ospiti con Varela che ruba palla e serve Piazza, ma la conclusione è ancora imprecisa. Il vantaggio per il Favara arriva al 17°, fallo di mano in aria e calcio di rigore trasformato con freddezza da Varela. Nel finale del primo tempo succede di tutto, al 39° ancora un fallo di mano in aria e secondo rigore per il Favara trasformato nuovamente da Varela per lo 0-2. Al 44° però i padroni di casa accorciano anch'essi sul rigore, penalty causato da Loduca su Scalon e realizzato da Marchetti. Nel secondo tempo il Paternò prova a rientrare in partita, ma al 13° arriva il colpo decisivo della Castrum Favara, azione ben costruita da Varela che serve Tripicchio, freddo davanti al portiere per la terza rete. Favara che gioisce per la conquista della salvezza e per la permanenza in Serie D, ma non festeggia. La società, i giocatori, lo staff tecnico, gli ultras e i tifosi tutti hanno dedicato la vittoria a Gabriele Vaccaro, il ragazzo ucciso a Pavia. La festa è rimandata a domenica prossima, dopo il lutto. Pietro Invandino, 95 minuti di sofferenza sotto un gigante Alettina, ma il gigante sei tu e la tua squadra quest'anno. Ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 2 mesi. Credo che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Hanno supportato e sopportato tutto lo staff, però loro sapevano che tutto questo lavoro che stiamo facendo era solo per uno scopo, quello di salvaguardare un patrimonio che è la Serie D per Favara e per tutta la provincia di Agrigento. Questo non ci sono dubbi, noi siamo felici, contenti, il nostro pensiero va a Gabriele, alla famiglia Vaccaro, domani saremo presenti perché credo che questa vittoria va a lui e alla sua famiglia, siamo contenti, ma contenti tra virgolette perché credo che abbiamo vissuto un momento e stiamo vivendo un momento drammatico per noi, per questa famiglia, però potevamo solo fare il nostro lavoro e farlo bene per onorare tutta Favara e lo ripeto per questa famiglia che sta attraversando un momento molto delicato. Abbiamo seguito giorno dopo giorno il Favara dal 1° agosto, qual è stato il momento che hai capito che la salvezza diretta era possibile e che quindi ce la potevamo fare? Credo che a Palermo abbiamo dato una grande dimostrazione di una squadra che si voleva salvare a tutti i costi, ma non solo con voglia ma anche con grande qualità come abbiamo dimostrato. Le ultime trasferte le abbiamo vinte tutte, ci è dispiaciuto solo quella 0-2 ai Gea Virtus, se no era un percorso molto importante, però questi ragazzi in 2 mesi hanno fatto 20 punti, non è facile stare sotto ed uscire, solo gli uomini, i grandi
ambiziosi possono trasformare tutta quella, tra virgolette, cacca che abbiamo mangiato negli ultimi mesi, l'abbiamo trasformato in oro. Questo è per noi una grande soddisfazione. L'Aragona Calcio vince per 1-0 sul campo del Fulgatore ed è promossa in eccellenza. Davide Sardo. Finale vietato a chi soffre di cuore, l'Aragona riesce a vincere all'ultimo respiro, all'ultimo secondo sul campo del Fulgatore e vince il campionato di promozione ed è promossa in eccellenza. Sì, oggi una gara tiratissima, la palla non voleva entrare, abbiamo trovato un portiere, il loro, veramente straordinario, a cui faccio tanti complimenti, però la Dea Bendata oggi c'è stata amica e al 98esimo quel calcio di punizione arrivato in area è entrato in rete, sfociando poi nella gioia di tutti i tifosi presenti. L'Aragona dunque vince sul campo con grandissimo merito il campionato, è promossa in eccellenza, però c'è il ricorso in atto dell'Alcamo contro il Casteltermi. Cosa potrebbe accadere? Ma quello che potrebbe accadere, dico la verità, a me interessa poco se non addirittura nulla, perché io stasera prendo atto che è finito il campionato, che l'Aragona lo ha vinto con 73 punti, quindi con 3 lunghezze di vantaggio verso la diretta inseguitrice, pertanto la società Aragona Calcio stasera decreterà il rompete le righe per tutti i tesserati. Per cui se questa classifica dovesse essere rimodulata per via di un banale PDF, è evidente che per quanto ci riguarda non presideremo nessun tipo di spareggio, nessun tipo di playoff. Per noi il campionato è finito oggi. Un traguardo credo meritato per quello che la squadra ha offerto in termini di gioco in 30 partite. Anche oggi siamo stati bravi a soffrire, però la squadra ha creato tanto. Non era facile venire a fare punti a Fulgatore in una squadra imbelagata per tirarsi fuori dalla zona play-out, però il cuore di questi ragazzi e il pubblico che ci ha spinto fino alla fine ha fatto sì che abbiamo raggiunto il risultato sull'ultimo secondo. Faccio i complimenti a Fulgatore per la cattiveria, la caparbietà, per come si è giocato l'incontro. Poi queste vittorie sono quelle che danno più valore quando trovi di fronte un avversario che te la fa sudare fino alla fine. Direi doppiamente bella, in primis perché io sul campo, io e i miei compagni spunta la classifica, come diceva Horto Muso, diceva Allegri, no? +3, quindi io sono avanti, sul campo ho vinto il campionato e a me non me lo toglie nessuno. Detto questo, è stata una vittoria a Cardiopalma. I miei compagni hanno lottato veramente da leoni, perché sono leoni. Una squadra prima in classifica dalla terza giornata solo se hai leoni veri, e noi siamo leoni. L'azienda Ecogreen è presente a Licata per sostenere il primo campionato italiano di moto d'acqua. L'intervista a Marcello Giavarini fatta dal collega Angelo Augusto a Licata. Marcello Giavarini, manco a dirlo, Ecogreen quando ci sono iniziative che promuovono il territorio c'è sempre. Beh sì, essendo originario di Licata, Ecogreen non può non partecipare a queste iniziative. Tra l'altro sono meravigliosamente colpito dalla manifestazione, perché questa per Licata è una grande vetrina, è un volano che comincia a muovere il turismo, l'indotto, posti di lavoro, e noi con la nostra azienda, di qua vi presento pure Giorgia, che rappresenta l'EcoPoint di Licata, le ragazze che si impegnano ogni giorno, non potevamo non essere presenti. E poi c'è una novità dell'ultima ora che abbiamo appena annunciato: Ecogreen amplia il proprio raggio d'azione, adesso anche la telefonia fissa e mobile e internet. Sì. Come dico sempre, dobbiamo uscire dalla comfort zone, cioè andare sempre avanti, nuovi prodotti, cross-selling, perché Ecogreen è nato come un'azienda di luce a gas, però adesso sta subendo una trasformazione per dare alle famiglie servizi, diventeremo multiservice. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre e streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9.
I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.